Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, terza edizione del nostro audio giornale. Dunque apriamo subito con le ultimissime di cronaca. E di Dario Gurmek, 56 anni, il corpo senza vita, ucciso con almeno 10 coltellate, poi dato parzialmente alle fiamme e ritrovato il 2 aprile scorso sul Carso sloveno, a pochi chilometri dall'ex linea di confine con il comune di Duino Aurisina. L'uomo già noto alle forze dell'ordine per diversi reati commessi come trafficante di droga. Le indagini italiane si svolgono in collaborazione con quelle slovene, sono coordinate al di qua del confine dalla Procura di Trieste e vi partecipano la Polizia Locale di Trieste e i Carabinieri della Compagnia di Aurisina. L'assassino potrebbe inquadrarsi nell'ambito di un traffico di droga internazionale. Solo 4 anni fa la digitalizzazione dei servizi pubblici era un argomento molto distante dal dibattito politico. In questo breve lasso di tempo l'umanità sta vivendo invece una grande rivoluzione, forse la più rilevante dall'invenzione della ruota che ci ha consentito di spostarci più rapidamente da un luogo a un altro. Allo stesso modo il digitale oggi amplifica enormemente tutte le nostre potenzialità. Si tratta di un'opportunità straordinaria, soprattutto per le aree marginali come quelle montane. Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore regionale al patrimonio Callari durante la seconda edizione del Digital Alps Conference, ospitata oggi e domani dalla regione Friuli Venezia Giulia. Sono 790 gli studenti ucraini fuggiti dalla guerra che a oggi stanno regolarmente frequentando le lezioni in una scuola del Friuli Venezia Giulia. Altri 60 stanno invece terminando l'iter di iscrizione e quanto emerge dai dati diffusi dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico del Friuli Venezia Giulia sull'accoglienza degli studenti ucraini negli istituti regionali. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare come sempre a tutti voi una cordiale buonasera. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.